Buonasera e bentrovati, prima puntata del 2024 della nostra preview con le anticipazioni soprattutto della partita del Catania con il Crotone. Ovviamente parleremo anche del Messina di pallavolo, ma soprattutto tanto mercato nella seconda parte della nostra trasmissione. Ne parleremo in studio con il mio primo ospite, Saro Foti, bentornato, ciao Saro. Buonasera, ciao Marco, buonasera a tutti. E poi con il nostro Gianluca Russo, ciao Gianluca. Ciao Marco, buonasera e auguri a tutti di buon anno. È vero, fai bene a fare gli auguri Gianluca, li facciamo noi ovviamente a tutti i nostri ascoltatori e telespettatori, li facciamo anche alla nostra Naomi. Ciao Naomi. Ciao Marco, ciao agli amici e alle amiche a casa. Ricordo come ogni puntata la linea WhatsApp che è rimasta sempre quella, nuovo anno, stessa linea WhatsApp. Commentiamo insieme questi nuovi acquisti o papabili acquisti. Nuovi acquisti, sì, anche perché l'ha confermato Lucarelli. Noi abbiamo preparato, caro mister, una bella grafica con i 5 nuovi acquisti del Catania, 5 in 5 giorni, anche se la maggior parte, 2, 3 sono ancora da ufficializzare, 2 sono stati già ufficializzati, ma ne parleremo fra pochissimo. Intanto voglio tornare subito con Naomi per fare il punto della situazione per quanto riguarda la prima giornata di ritorno, perché col 2024 comincia anche il girone di ritorno del campionato di Serie C e la classifica. La 20ª giornata di campionato inizia proprio il giorno dell'Epifania. Alle ore 14 si disputerà Monopoli Casertana. Stessa ora, stesso giorno c'è anche Picerno Virtus Francavilla. Alle 16:15 si gioca Benevento Turris, Foggia Taranto Latina Avellino. Mentre domenica alle 14 c'è Messina Cerignola. Alle 16:15 Sorrento Giuliano. Alle 18:30 si gioca Brindisi Potenza, poi Crotone Catania e Juve Stabia Monterosi. La classifica alla luce delle 19 giornate di campionato fino ad ora disputate vede ancora la Juve Stabia in testa con 42 punti, seguite da Casertana 35, Picerno e Avellino 34, Taranto 33, Crotone 32, Benevento 30, Cerignola 28, Latina 27, Catania, Foggia, Giuliano a 25, Sorrento e Potenza 23, Turris 20, Monopoli, Messina 19, Virtus Francavilla 17, Brindisi 14, Monterosi 10 punti. Allora mister, hai visto questa classifica? L'hai osservata bene? Il Catania ha delle speranze di tornare magari un pochettino più avanti in classifica, ma c'è da giocarsi il jolly, quello importante della partita di Coppa Italia contro il Rimini. Sì, non c'è dubbio che la partita di Coppa Italia contro il Rimini è una gara che è attesa da tutti. Io però direi che bisogna stare un po' attenti, perché da qualche parte magari... Sai, discorsi da tifoso ovviamente. Ovvio. Però ritenere facile il passaggio guardando la classifica del Rimini, e invece credo che l'errore più grande sarebbe quello di fare questo. Certamente sono convinto che dentro il Catania nessuno fa queste osservazioni. La partita con Rimini va affrontata con grande energia mentale soprattutto, e poi con le componenti tecniche e tattiche che il Catania magari con la nuova formula che Lucarelli probabilmente porterà avanti con i nuovi acquisti, cercare Vedremo. di ottenere anche perché fra parentesi lui l'ha detto anche oggi, insomma il sistema, il 3-5-2 è un'alternativa insieme al 4-2-3-1, la squadra camaleontica, l'ha detto più volte anche oggi. Noi andiamo ad ascoltarlo perché stavamo parlando del Rimini, ma in realtà ci sono 3 partite prima. La prima è una partita molto importante contro il Crotone di cui Lucarelli ha parlato così oggi in conferenza stampa. Quello che abbiamo bisogno in questo momento è di fare un altro risultato positivo, di andare a Crotone col piglio giusto, perché la partita è complicata, perché troviamo una squadra che ci ha già battuto alla prima giornata di campionato, ci ha tirato il collo fino al 120esimo nella partita di Coppa Italia. Avranno il dente avvelenato per quell'eliminazione, avranno il dente avvelenato per l'ultima sconfitta in casa con l'Avellino. Quella precedente avevano pareggiato in casa con la Juve Stabia, poi hanno fatto due successi esterni, una a Brindisi e una a Monopoli. Quindi per noi è un altro test importante, perché ora siamo anche nella fase del mercato, ma questo non deve né deconcentrarci né condizionarci, e quindi mi attendo sicuramente un'altra prova d'orgoglio della squadra, cioè di voler riuscire a costruire questo filotto di risultati che ci servono
per il proseguo di questa stagione. Prova d'orgoglio. Sarufoti è questo che ci vuole per andare a fare punti lì a Crotone? Ma prova d'orgoglio, prova di carattere, di temperamento, di senso di appartenenza, perché chi gioca nel Catania non può non avere il senso di appartenenza, perché il campionato di Serie C, come abbiamo avuto la possibilità di vedere, di constatare, è un campionato dove le difficoltà sono enormi e nessuna squadra può viaggiare con serenità e tranquillità che gli altri se ne stiano buoni. È un campionato dove ci sono valori tecnici di rilievo, dove la componente tattica è rispettabile e dove l'aspetto agonistico e temperamentale spesse volte è dominante. Riesce a superare anche le altre componenti, quindi il Catania sa e deve sapere che a Crotone troverà un ambiente difficile e proprio per questo la prova di carattere deve essere superiore alla prova d'orgoglio. Fra parentesi lo ricordiamo, Catania che sarà senza tifosi per l'ennesima volta, qua non c'entra l'ordine pubblico, è tutta una situazione legata allo stadio, però insomma ci sono state delle polemiche anche in tal senso, non ci saranno i tifosi del Catania a Crotone. Gianluca, anticipiamo solo una cosa tattica, oggi Lucarelli ha detto il Crotone è una squadra che si difende col 3-5-2 ma che poi attacca con il 4-2-4, tu che un po' l'hai studiato puoi confermare questa cosa? Sì, io credo che lui abbia dato delle informazioni non proprio esatte, non per questioni di preparazione, ma perché ovviamente fa pretattica il mister ed è giusto che sia così, troppo esperto per questa categoria, perché poi il Crotone infatti in fase di possesso l'arma fondamentale del Crotone è giocare in ampiezza, poi noi saremo più precisi durante l'analisi e attaccano praticamente in 5 non in 4. Esatto. Detto questo, mi riallaccio un attimino al discorso di prima, credo che in questa fase di stagione il punto interrogativo sia la concentrazione della squadra, perché il mercato aperto sia per i giocatori che devono arrivare, quelli che vogliono andare via, che potrebbero andare via, chi non sta facendo bene, è probabile che non sia molto concentrato in una fase così delicata, quindi giacché il Crotone come classifica e come risultati è un po' gemella del Catania in questo campionato, quindi questo aspetto non va sottovalutato, è una partita che bisogna essere concentrati e non credo che siano tutti pronti a un evento del genere, perché il mercato questo dice. Anche se per ora il Crotone non ha fatto rivoluzioni, mentre il Catania ha iniziato a fare quegli innesti che sono importanti. Andiamo a sentire ancora Lucarelli su un tema su cui lui batte molto, il fatto del modulo, ne abbiamo parlato prima, del sistema che deve creare un Catania camaleontico. Lo ripete, l'ha ripetuto ancora oggi. Stiamo lavorando su diciamo, la possibilità di essere una squadra camaleontica che possa fare entrambe le cose, quindi l'input dal mercato è quello. Poi ci sarà delle partite che avremo la necessità di giocare 4-2-3-1, ci saranno delle partite che avremo la necessità di giocare a 3 dietro, come fanno tutte le squadre, almeno che diciamo, non ci sono quegli allenatori integralisti che a prescindere portano avanti il loro motto. Io ho sempre portato avanti, ho sempre cercato di essere un sarto che a secondo delle caratteristiche dei giocatori cerca di cucire un abito su misura e in maniera anche meticolosa. Un sarto camaleontico, così vuole essere Lucarelli, Gianluca. Vedevo che prendevi appunti insomma, su quello che diceva. Sì, sono curioso di vedere il nuovo Catania perché stando ai colpi di mercato si è parlato di Cianci, si è parlato di Costantino, c'è il rientro di Carmine, sono 3 punte centrali, 3 punte importanti, anche se con caratteristiche diverse tutte e 3, è ovvio che tutte e 3 assieme non potranno mai giocare, forse nemmeno 2 assieme, quindi sono molto curioso e credo che siamo un po' tutti curiosi di vedere il nuovo assetto tattico del Catania, perché comunque hanno preso anche un esterno, il Catania sugli esterni, ricordiamoci c'è Chirico, quindi sono veramente curioso di vedere come andrà poi a svilupparsi questo modulo del Catania. Andremo a vedere che cosa succederà ovviamente già allo Scida, ma intanto voglio andare da Naomi
perché già si sono scatenati, no, sui social, Naomi, per quanto riguarda il mercato, credo, anche del Catania, no? Anche quello, però visto che poi non ci siamo più visti dopo l'ultima partita disputata dal Catania, partiamo da dove ci siamo lasciati. C'è l'etichetta Rewind, c'è l'etichetta MVP, Most Valuable Player, che in questo caso dagli amici di 426 viene convertita, e con l'aiuto della regia lo vedremo, esatto, con MVP, ma va passo, Chirico, chi dubonu, però, della serie, ma allora sei sano, perché capita, no, che i giocatori abbiano momenti un attimino di deficit. Questa invece è la bestia che si è risvegliata in ogni tifoso del Catania, che alla sera del cenone di Capodanno ha sentito lo zio che non vedeva dei tempi di Maxi Lopez pronunciare la fatidica frase «Sì, ma chi si non hanno soldi», e invece sappiamo che qualche soldino i figli ce li hanno. Santa Claus non esiste, non ti porterà nessun regalo il nostro Santa Claus, che qualche parata effettivamente ce l'ha proprio regalata. Ma andando un attimo al mercato, tifoso hater di Grella medio che si lecca i baffi dopo aver letto di Welbeck e Costantino, sono più o meno così. Ancora, Bare, se a Catania non siamo ai playoff, mi caro Latigna, io ora, ecco, non scommettere mai sul Catania di sti tempi, che nulla è certo. Poi, come un qualsiasi ministro della magia di Harry Potter, questo mi dispiace soltanto per i potteriani, is back di fronte a Voldemort, in realtà qua siamo di fronte a Beck, tra l'altro Welbeck, bentornato, un gioco di parole. E esatto. Questo è quanto per il momento dei social. Continuate a mandare messaggi che dopo andiamo su WhatsApp. E andiamo a leggerli. Intanto io vi ricordo che la partita con il Crotone è la terza in stagione, caro mister, che affronta il Catania, la prima in terra calabrese. Il Catania aveva giocato la prima giornata di campionato perdendo 1-0, fra parentesi giocando anche bene, è stata la prima di Tabiani, tanti complimenti per quella squadra, poi dopo insomma si è sciolta nelle successive partite, sciolta in senso negativo ovviamente. E poi c'è stata la partita di Coppa Italia con quel 3-3 roboante, diciamo, e poi il passaggio del turno ai rigori, quella a cui si riferisce Lucarelli quando dice ci avranno un po' il dente avvelenato per via di questa partita che stiamo vedendo in questo momento. Ma io credo che quella partita di Coppa Italia ormai sia nella mente dei calciatori nettamente archiviata, quindi non credo che avranno il dente avvelenato per l'eliminazione in Coppa Italia. Io credo invece che la necessità del Crotone è quella di tenere a distanza un interlocutore difficile e pericolosissimo come il Catania, perché se il Catania esce bene dal mercato di riparazione, chiamiamolo così, molto virgolettato, e riesce a trovare l'assetto giusto, potrebbe anche far innescare una serie di risultati positivi e guadagnare e scalare posizioni in classifica. Quindi per il Crotone, se io fossi l'allenatore del Crotone, la prima cosa che penserei alla partita attuale tenendolo distante. Anche perché credo che sia la stessa cosa che stia facendo Lucarelli oggi, ha detto anche in conferenza stampa, gli hanno iniziato a fare la domanda ma l'obiettivo è la Coppa Italia, l'obiettivo è la partita di ritorno di Coppa Italia. Ho detto no, l'obiettivo è la partita con il Crotone, che è quello a cui sto pensando in questo momento, anche se poi in realtà sta pensando anche molto al mercato. Ne parleremo fra pochissimo nella seconda parte, perché insomma è Lucarelli che tira le fila insieme a Grella del mercato del Catania. Ci fermiamo e torniamo fra pochissimo proprio con le notizie di mercato che riguardano i rossazzurri. Di nuovo in studio per la seconda parte di preview. Abbiamo detto prima del mercato del Catania, lo anticipiamo attraverso le parole di Lucarelli, che parla sia dei giocatori ufficializzati, sia dei giocatori di prossima ufficializzazione, che invece delle prossime cessioni del Catania, perché i giocatori in lista, o almeno a disposizione di Lucarelli, sono già diventati tanti, addirittura 29. Sentiamo Lucarelli. La strategia è quella di prendere dei giocatori che vogliono fortissimamente il Catania. 2 giocatori sono già ufficiali, 3 lo saranno entro stasera, stanno svolgendo le visite mediche a Villa Stewart, se tutto andrà bene 2 di questi saranno a disposizione per la partita, 1 in quanto squalificato non lo sarebbe. Liscianci e Costantino, quindi. C'è Liscianci e Costantino. Cianci.
ribadisco, non amo le rivoluzioni, perché non c'è il tempo, perché un giorno è un conto se la rivoluzione, e già anche lì se ne dovrebbe parlare, se le rivoluzioni si fanno il 1° maggio quando finisce il campionato e hai tutto maggio, tutto giugno, tutto luglio e tutto agosto, 4 mesi prima dell'inizio del campionato, è un conto è a stagione in corso. Quando noi si cerca un giocatore si dice, faccio un esempio, terzino destro, database, abbiamo dei nomi, abbiamo biondo, per dire ce n'è 1000, no? Ne individuiamo 1000, biondo, tu ne rimane 600, occhi azzurri, rimane. Poi l'ultima parolina, da Catania, crolla 1/2, massimo 3 se siamo più fortunati. Non è sicuramente fare il mercato a Catania, non è semplice, perché sappiamo che qui ci vuole 3 gambe. È sempre simpatico Lucarelli, no? A parte il discorso delle 3 gambe su cui sorvolerei, perché si presta magari a interpretazione, no, ma io vorrei andare invece sull'aspetto quello principale, che è i giocatori che ci sono a Catania. L'ha detto biondo 600, biondo 500, scuro e 3, e poi dopo alla fine da Catania crolla tutto. Foti, mister Foti è così, no? Ma di fatto è così, perché se tu vai in una piazza tranquilla dove ambienti accettano anche la sconfitta perché fa parte della loro cultura, della loro mentalità, del loro progetto, della loro pianificazione, problemi non ce ne sono. Catania si gioca per vincere, quindi i giocatori che vengono a Catania sanno che devono avere una grande responsabilità, devono avere personalità, perché non è facile giocare davanti a 20.000 spettatori ogni settimana, non è facile sapere che finita la partita ci sono pressioni da tutti i lati, e quindi chi viene a Catania... Qualcuno le ha subite dei giocatori che sono attualmente in rosa. Però chi subisce la pressione, la subisce male, reagendo male, vuol dire che non ha una grande personalità. Il giocatore che subisce le critiche, il giocatore che subisce la pressione, deve reagire sul campo dimostrando tutto il suo valore, perché certo, chi è stato scelto per venire a Catania, credo che la società lo ha scelto con la convinzione di essere un giocatore da Catania, cioè forte, con tutte le componenti. Oggi Lucarelli ha detto abbiamo cercato dei giocatori insomma anche che abbiano quelle caratteristiche proprio del campionato, no? Insomma un po' di ignoranza, lui l'ha definita così, sì, ignoranza calcistica, sì, sotto questo punto di vista. E l'ignoranza calcistica si intende che in qualche circostanza un tocco fine in meno, una spallata in più sull'avversario, cioè modo di dire, cioè bisogna essere in questo campionato bravi a saper mixare le qualità tecnico-tattiche assieme a quelle atletiche e agonistiche, perché non può non esserci la componente agonistica. L'altra cosa però, al tempo stesso, dalle parole di Lucarelli, in questo momento 29 giocatori, sono tanti, perché poi avere tanti calciatori nella rosa, sì, il campionato va a stringere perché siamo al girone di ritorno, ogni gara in meno si fa il conto alla rovescia e quindi anche la gestione del gruppo è meno difficile rispetto a come può essere ad inizio di stagione, però sono sempre tanti. Ricordiamo che c'è una lista, no? Da comporre. Nel caso del mese di gennaio si compone per ogni partita. Alla fine del mercato ci sarà una lista definitiva, per cui se saranno ancora 29 ci saranno 4-5 giocatori che non sarà possibile mettere in lista. Ma non è possibile metterli in lista, però se si allenano assieme agli altri, se sono nel gruppo assieme agli altri, diventa complicato secondo me. È meglio ottimizzare la rosa. Quanti ne vuole Lucarelli? 22, 2 per ogni ruolo, coppie, più 2 extra, 23-24 magari a volte per poter lavorare durante la settimana. Il giocatore infortunato, hai bisogno, certo, allora sì, ma tenere in rosa 28-29 secondo me diventa un boomerang. Andiamo a vederli in grafica questi nuovi giocatori del Catania, di cui 2 se ne parla ormai praticamente da
dicembre, che sono i primi che vedrete nella prossima grafica, cioè Nana Welbeck e Emanuele, oggi Emanuele con 2M ha messo il Catania sulla sua pagina, sulle sue pagine social. Cicerelli, centrocampista Welbeck, conosciuto a Catania. Abbiamo messo alcuni dati stagionali. Per quanto riguarda Welbeck e Cicerelli siamo andati alla stagione scorsa, perché non hanno giocato praticamente in questa stagione, anche se il Welbeck ci dicono che sia già, seppur febbricitante, seppur con la febbre, sia già in una condizione buona. Gli altri tre sono invece i giocatori di cui parlava Lucarelli in conferenza stampa, che sono gli ultimi: Alessandro Celli, terzino sinistro della Ternana, che in questa stagione ha giocato 16 partite, Pietro Cianci, attaccante centrale, così come Rocco Costantino, Taranto e Monterosi, anche loro giocatori sicuramente di categoria. Primo bilancio di questi 5 che arrivano lo chiedo sia a Sarofoti che a Gianluca. Ma il bilancio sulla carta sono tutti giocatori collaudati, anche l'attaccante del Monterosi ha fatto 6 gol, ma in una squadra che è ultima, che tra parentesi ne ha fatti 3 nelle ultime 3 partite. Che ha una squadra ultima, non è facile far gol, quindi sicuramente sono calciatori da categoria. Bisogna vedere se sono adatti al progetto Catania. C'è una cosa che lascia ben sperare: il fatto che in questo momento la squadra la sta pianificando Lucarelli, sono giocatori che conosce e quindi sono calciatori che vanno nel suo progetto, nel suo modo di intendere il sistema di gioco, il suo modo di intendere il calcio, la mentalità del calciatore. Queste sono le cose che a mio parere lasciano ben sperare. Celli è un giocatore, ad esempio Celli è un altro giocatore che lui conosce benissimo, avendo allenato alla Ternana. Gianluca, qualcosa da dire un po' anche tecnicamente su questi 5 che possiamo rivedere in grafica? Sì, diciamo che partiamo da Welbeck, è un centrocampista centrale, recuperatore di palloni. Se parliamo delle statistiche storiche di questi giocatori, ovviamente, chiaramente Welbeck sia la percentuale di palle recuperate che i duelli vinti è oltre il 50%, quindi mi riferisco a tutta la carriera di Welbeck, quindi sono dati importanti, ma il giocatore lo conosciamo già, l'abbiamo già visto a Catania. Per quanto riguarda Cicirelli, per esempio, ti posso dire che mi è piaciuta la statistica del dribbling, perché ha oltre il 60% di dribbling vinti, e quindi parliamo di un esterno, un sinistro, e una caratteristica importante. Nel 4-2-3-1 diciamo che quello che giocherebbe al posto di Marsura, dove ha giocato Marsura, dove certe volte ha giocato Bocic, ad esempio. I 2 attaccanti abbiamo Cianci, che dobbiamo ricordare che è alto 1,96 ed è un ottimo attaccante, quindi può fare da torre per un inserimento, specialmente se il Catania dovesse giocare 4-2-3-1, un giocatore molto importante. Rispetto a Costantino vede meno la porta, perché le statistiche di Costantino sono veramente importanti, perché abbiamo su 350 tiri nello specchio della porta, oltre il 50% centra la porta. Quindi è una statistica importante. A chiudere con Celli, il terzino sinistro, ci sono 2 statistiche contrastanti. Una per quanto riguarda l'1 contro 1, ha oltre il 60% anche lui di duelli vinti nell'1 contro 1. La statistica che non mi è piaciuta è quella dei cross, perché ha solo il 29% di cross riusciti, e per un esterno di gamba come può essere lui la statistica è veramente bassa. Va bene, vediamo che cosa ne pensano anche i tifosi, gli appassionati. Mi rivolgo ovviamente a Naomi, che ci andrà a leggere qualche messaggio che è arrivato nel frattempo. Sì, mi collego subito al discorso fatto su Celli, perché un nostro amico a casa scrive: poverino Celli, sbaglia i cross perché magari soffre di qualche convergenza oculare, cacci si incucchiano l'occhio e non ci vede bene. Ci scrivono, però si scherza, un modo di ironizzare tipico dei nostri amici a casa. Poi ancora, quest'anno ho chiesto a Babbo Natale qualche giocatore buono perché eravamo a mare. Ora, forse, con qualche milione di euro spesi, vediamo la riva. Però non la riva di Taormina, purtroppo mi pare arriva la playa di Catania. Speriamo, con tutto il rispetto per la playa. Noto, sì, diffuso ottimismo. C'è dell'ottimismo in realtà, perché scrivono: spero che il Catania possa cominciare il girone di ritorno collezionando tante buone prestazioni. Credo che la società acquisterà giocatori interessanti in questa sessione di mercato invernale.
Poi ancora, speriamo che portino bene queste 4C, Cianci, Celli, Cicirelli, Costantino, ci potremo fare con l'aiuto dei signori. Ancora. Questa è bella, in effetti. Raffaele. Volevo sapere se ci sono possibilità di vedere il ritorno al Catania di Luca Moro. Grazie, siete grandi, forza Catania sempre. A voi la palla. Questo mi sembra a questo punto abbastanza difficile, considerando anche il ruolo e i giocatori che stanno arrivando a Catania. Io credo che la società adesso si concentrerà anche sulle cessioni, perché ovviamente ci bisogna un pochettino sfoltire la rosa, l'ha detto anche Lucarelli oggi, entra uno esce uno, ma ne dovrebbero uscire due a questo punto, perché chiaramente c'è una situazione in cui il Catania deve arrivare con qualcuno che se no resta scontento, ovviamente resterebbe qui scontento, meglio cederlo, credo, giusto? Assolutamente, i malumori all'interno del gruppo sono fastidiosissimi, i malumori si tagliano soltanto se ci sono risultati. Se si vince sempre non può esserci nessun malumore. Certo. Chi si lamenta? Nessuno può parlare. Anche se ti lamenti non vale. Non conta, i compagni manco ti guardano. Esatto. Quando invece i risultati potrebbero essere altalenanti, perché ci sta in un campionato come quello di Serie C, ci sta che ci scappa di mezzo il pareggio, la sconfitta, certo. Ci sta. E ogni mezzo passo falso gli altri che sono dietro avanzano le loro opinioni, visto? Se giocavo io, visto? Se c'eravamo noi, che poi magari diventano 3-4 e tu mister ne sai sicuramente diventano 3-4 i calciatori che fanno, quindi a parte le battute che poi di scherzo non sono, è meglio i sovranumero di eliminarli dal gruppo. Allora andiamo a proiettarci invece alla partita, dopo aver parlato di mercato con questi 5 nuovi arrivi in casa Catania, lo ricordiamo 3 sono in attesa ancora di ufficializzazione, ma oggi Lucarelli ha anche detto che 2 di loro, tranne Cianci che è squalificato, possono essere della partita in caso contro il Crotone. Andiamo proprio a parlare della partita col Crotone, andando prima alle statistiche, con le statistiche a confronto. Prima Gianluca ci ha dato alcune statistiche legate ai nuovi arrivati in casa Catania, ovviamente avremo tempo di parlarne in questo mese di gennaio. Andiamo a vedere invece adesso quelle che sono le statistiche relative alla partita di domenica allo Scida, per capire un po' quelle che sono le caratteristiche a confronto fra le due squadre, cioè il Catania e il Crotone. Vediamo se arriva la grafica da parte della nostra regia per guardarla assieme, se no andiamo, no, non è questa, queste sono le ultime 5 del Crotone, ma ne parleremo dopo. Invece vorremmo vedere le statistiche a confronto, se non ce le abbiamo le vediamo subito dopo e andiamo subito all'angolo tattico invece con alcune situazioni evidenziate dal Catania, Gianluca, soprattutto con il buon Chiricò, che abbiamo un po' criticato prima della partita con il Benevento e che invece abbiamo riscoperto proprio a Benevento protagonista principale di questa squadra. Sì, l'abbiamo criticato, nel senso che tatticamente deve giocare da Chiricò, quindi la critica non è un'offesa, la critica non è un'offesa. I benefici si sono visti a Benevento. Andiamo prima col primo episodio, che è quello che in questo caso non c'entra con Chiricò, ma parla di una costruzione del Catania che poi porta al fallo, che poi ha un po' deciso la partita. Benevento in 10, poi c'è stato il rigore e il gol del Catania. Sì, la settimana scorsa abbiamo fatto vedere la costruzione del Catania, in questa situazione la vediamo benissimo, il Catania costruisce con un 3-2-5, uno dei centrocampisti si abbassa, libera la palla sull'esterno e cosa succede? Succede che l'altro centrocampista si apre, pronti ad attaccare in ampiezza, ad attaccare la profondità. Questa è una costruzione che il Benevento voleva evitare a tutti i costi. È chiaro che là quel fallo è no sense, non puoi fare fallo là e quindi permetti poi al Catania di andare in superiorità numerica. Fra parentesi ne aveva fatto uno, anzi c'è stata l'ammonizione per lui per lamentele circa 30 secondi prima. Sì. Poi è andato a fare questo fallo e dunque il Catania è rimasto in superiorità numerica con questa bella inquadratura che ci spiega anche come il Catania lavora e gioca con il 3-5-2, in questo caso in un modo diverso, sì, ovviamente. È una situazione che avevamo visto anche la settimana scorsa, 2 settimane fa in statistica, il Catania la lavora veramente bene, quindi
quindi riesce poi ad avviare la prima fase di sviluppo della manovra, è importante. Avviamoci veramente a parlare di Chirico, l'avevamo detto prima parlando dell'assist, il primo episodio che andiamo a guardare è l'assist del gol del 2-0 del Catania. Prima ancora di ricevere palla ho voluto evidenziare come stesse guardando l'inserimento, ha chiamato proprio l'inserimento del compagno. Quindi là noti quando sono giocatori di categoria superiore, quindi lui prima ancora di ricevere ha dettato il movimento al compagno, l'ha chiamato, poi ha fatto un assist, quindi un taglio dentro la palla e ha fatto sì che il giocatore si potesse presentare solo davanti al portiere. È un'azione bella da vedere e rivedere tante volte, esatto, perché quello poi è il Catania, si riesce a sviluppare bene. Anche se il Benevento, ricordiamolo, è in inferiorità numerica, riesce a sviluppare bene il Catania, trova gli spazi giusti e è micidiale con i giocatori che ha. Mister Chirico, pensare che quella partita l'aveva incominciata pure male, perché aveva sbagliato, aveva lisciato su un cross di Castellini dopo una mezz'oretta. Infatti nelle dichiarazioni post partita ha detto: pensavo che fosse la solita delle ultime partite in cui non mi riuscivano le cose, invece poi è andata così. Succede, possono essere delle svolte, quasi delle sliding door. Sì, a volte basta anche una iniziativa positiva per caricare in quella giornata il calciatore. A me non piacciono i paragoni con i grandi, però questo tocchetto di e ne vedremo degli altri, mi permetto di dire che alla Dybala, con una precisione, con una abilità tecnica e di tempi, perché se lì sbagli il tempo del passaggio svanisce tutto. Invece è stato perfetto sia nel primo controllo, orientato per giunta, e poi soprattutto nel dosaggio del passaggio, quindi con i tempi. L'inserimento del compagno, mister. Sì, è stato... Saranno passati 7 secondi, credo. Cioè l'ha letta con 7-8 secondi di anticipo quella giocata. Ho detto alla Dybala, non mi piacciono questi paragoni troppo grandi, però qua il tocchetto... Senti, e allora te ne facciamo vedere un altro di tocchetto, anzi doppio tocchetto, perché stiamo parlando di un elastico. Gianluca, facci vedere un po'. Ancora qua spazio chiaramente col Benevento in 9 uomini, questo è quello che va evidenziato. L'elastico che manda poi a prendere un caffè il giocatore nel centrale del Benevento. È una giocata di assoluto livello. L'avete notato, no? Tocco di esterno e poi di interno nello spazio di 0,5 secondi. Non c'è. E questa è la qualità di questo giocatore. Non è giusto nemmeno mettere correttori. Però ho visto che hai evidenziato con la stellina. Ma giusto per dire attenzione adesso. Attenzione adesso. Ecco. Per fare capire. La palla non c'è, il giocatore scivola. E fa gol. Quarto gol del Catania, invece si nota ancora un po' l'ampiezza del gioco, che è una caratteristica del gioco di Lucarelli. Sì, a maggior ragione l'ho voluta mettere perché il Catania è partita chiusa, 9 uomini, 3-0-3, e quando la squadra avversaria è in inferiorità numerica cosa devi fare? Devi sviluppare in ampiezza, devi giocare in ampiezza, quindi un Catania che comunque non è andato tutto avanti per fare gol, hanno avuto un'idea di gioco, perché sappiamo sempre che la superiorità numerica la sviluppi sugli esterni, certo. Quindi il Catania in ampiezza, messo bene, ordinato e premiato col gol, quindi va bene, mi è piaciuta per questo motivo. Mister? Ma io dico quello che penso da persona che ha vissuto il calcio là dentro. Certo. La vittoria è importante di Benevento, enfatizzarla troppo no. Okay. Perché il Catania è una squadra qualitativamente di livello importante, quindi avere la fortuna, la possibilità di giocare con 2 pedine in più significa aprire quegli spazi che certo. Gioco forza, giocando a parità numerica, si farebbe maggiore fatica. Quello che Lucarelli sta ricercando, mi riallaccio al discorso di Gianluca, secondo me ha capito come funziona l'avversario contro il Catania. Tutte le squadre si chiudono, si bloccano, quindi sta cercando il gioco in ampiezza per cercare di dare il più possibile spazi da poter sfruttare nelle zone importanti del campo, che sono poi gli ultimi 25-30 metri. Quello è. Noi con ampiezza invece ci fermiamo, con un agile gioco in ampiezza. Ritorniamo fra pochissimo per la terza parte, andremo a sentire le ultime da Messina e poi ci concentreremo proprio sul Crotone, sull'avversario del Catania.
Eccoci qua di nuovo in studio, terza parte di preview che apriamo con le novità da Messina e dunque ci colleghiamo come sempre facciamo con il nostro Francesco Triolo. Ciao Francesco. Buonasera Marco, buonasera a tutti. Allora, dici un po' le novità più importanti relative sia al mercato che alla preparazione in vista della partita con il Cerignola che vedrà i giallorossi in campo alle 14 di domenica al Franco Scoglio. Marco, la novità più importante arriva dal mercato degli ultimi giorni, cioè l'ingaggio di Marco Rosapio, è una trattativa sulla quale il direttore sportivo Domenico Roma lavorava da tempo, anche da prima della sosta natalizia, ed è riuscito a riportare a Messina Rosapio, che qui disputò un gran campionato nel 2016-2017, quindi alla fine è un giocatore che si conosce bene, ha motivazioni, anche se arriva da un inizio di campionato in cui ha giocato pochissimo con la Spal, ma lo scorso anno ha vinto il torneo di Serie C ed è andato in B con la Reggiana, quindi è sicuramente un giocatore di buona levatura per questa categoria e rilancia le ambizioni di questo Messina, che si vuole togliere dalla zona play-out il prima possibile. Non c'è riuscito prima di Natale, comincerà a provarci già dalla partita, come dicevi tu, di domenica contro il Cerignola. Non una semplice partita, perché comunque sappiamo che i pugliesi sono una squadra ben organizzata, una squadra anche a livello tecnico costruita bene, e quindi non sarà facile. Il tecnico Modica ha provato una serie di soluzioni, però se tu vuoi mi dai l'autorizzazione, io andrei per gradi, perché abbiamo parlato di Rosapio, del mercato. Lanciamo magari il contributo piccolo del direttore sportivo del Domenico Roma, così poi facciamo il punto sul mercato, lo chiudiamo e poi andiamo a parlare del campionato. Ti autorizzo. Il mercato è particolare, sentire tanti, cercare chi vuoi e poi cercare di concludere e di portare a termine. Non è sempre semplice, non sempre si ottiene quello che magari si vuole, ma noi stiamo cercando di portare a casa quello che sono i nostri obiettivi primari, sappiamo dove andare a colmare le nostre lacune e quindi stiamo lavorando perché si possa concludere il prima possibile gli innesti dei giocatori che stiamo trattando. Andremo a reinnestare dove abbiamo fatto le uscite. Sicuramente la priorità ora è un altro portiere che possa dare garanzie quanto Fumagalli. Queste le indicazioni del direttore sportivo, ovviamente scherzavamo sull'autorizzazione, Ciccio prima non ne hai bisogno ovviamente, andiamo invece con la probabile del Messina. Ma questo perché mi volevo riagganciare anche alla formazione e alle scelte di Modica. Manca le priorità per il mercato, adesso diventano il secondo portiere, perché il Messina è senza secondo portiere, quindi tutti pregano affinché Fumagalli stia bene, non riceva neanche una ammonizione nelle prossime partite, e poi il terzino sinistro che è stata la pecca di questo inizio di campionato. Noi ricominciamo un po' quasi da dove si era concluso il girone d'andata. Ovviamente non è 4-2-3-1 ma è 4-3-3, chiaro? Esatto, però mettendo Ortisi terzino sinistro, però bisogna fare una valutazione su questo tipo di formazione, perché Ortisi è stato male, ha avuto l'influenza fino a poco, si proverà a recuperarlo, perché è quello che ha dato maggiori garanzie sinora in quel ruolo, ma ieri nell'amichevole in famiglia disputata a Santa Lucia del Mela, Modica ha provato anche altre soluzioni alternative, come Facciardi sulla sinistra e Polito al centro della difesa, come Giunta a terzino sinistro, molto adattato, considerato che è un centrocampista, però lui cerca un mancino, quindi la novità può essere quella. E poi in attacco, dove Emmausso non sta benissimo, quindi potrebbe giocare Zunno con Flescia e Ragusa. Per il resto la formazione dovrebbe essere quella che vedete in sovraimpressione. Ciccio, io ti ringrazio come sempre, ci ritroviamo ovviamente con i tuoi puntuali servizi nei nostri telegiornali e ovviamente con le indicazioni che arriveranno dal Franco Scoglio domenica per la partita con il Cerignola. Grazie Francesco Triolo, ciao, buona serata. Grazie a voi, buona serata.
Naomi, voglio tornare da te invece perché ci sono dei messaggi anche per Mister Foti, mi sembra di aver capito. Giusto? Esatto, sì, sempre messaggio all'insegna della liscia e del dilegante ottimismo vai. che impazza nelle case di chi ci segue. Intanto scrivono: in effetti Cianci, il nuovo acquisto, si distingue dagli altri bomber, non segna. Ecco. Saluta Fernando Gioieni. Ciao Fernando, ci mette la faccia, nome e cognome, quindi Benissimo. chi siamo noi per impedire che questo messaggio arrivi. Poi per il grande Saro Foti, un saluto al grande Saro Foti, è stato il mio professore di fisica, addirittura, o educazione fisica. Educazione fisica. Ah, ok, punto. Vabbè, comunque, poco Proprio la importa. faccia del fisico nucleare. Fisico nucleare. L'attuale scienze motorie. Albert Einstein, no, vabbè, educazione fisica, in un tempo lontano ci fece vincere il campionato tra i vari istituti. Forza Catania, Alfio de Catania, grazie mille per il lavoro che fate, prego. Poi, comunque, Chiricò vi segue sicuro, perché dopo la puntata in cui l'avete punzecchiato, Saru sbighiao. Dunque, salutiamolo. Ciao Mino, sei una bomba. Ciao Mino. Una sola preghiera per la prima del 2024. Che il Signore ci aiuti e la Madonna ci accompagni. E per il momento ci fermiamo così. Per il momento è tutto, come dicevano. Per il momento è tutto. Linea Marco Carli. Come si diceva un tempo. Andiamo a proiettarci invece sul Crotone, Crotone che gioca con il 3-5-2. Andiamo a vedere alcune note che sempre vi facciamo vedere sulla squadra avversaria del Catania, innanzitutto per quanto riguarda le ultime 5 partite, per vedere un po' quello che è stato il cammino del Crotone. L'ultima è quella con l'Avellino, persa in casa, poi aveva pareggiato, insomma non un calendario agevole, diciamo, le ultime in casa del Crotone, prima la Juve Stabia, poi l'Avellino, adesso il Catania, diciamo non è proprio agevole come calendario. La vittoria di Monopoli con il punteggio di 3-0, la vittoria di Brindisi e la vittoria con il Potenza. In generale sono 9 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte. Il mister del Crotone, ovviamente arcinoto e arciconosciuto anche perché ha giocato in Serie A, tanti ce lo ricordiamo ovviamente, giocatore importante, trequartista di fisico e di qualità e allenatore da una quindicina d'anni. La storia è quella di quest'anno perché era stato esonerato Zauli, ma lì è intervenuta la squadra, guarda un po', è mai successo al mister Foti che i giocatori abbiano deciso no, mister Foti non si tocca? Allora, io fortunatamente nel mio non è stato mai esonerato. No, sono stato esonerato. Sto scherzando. Sono stato esonerato Succede una volta, sono stato esonerato e devo dire che la maggior parte dei calciatori ha fatto di tutto per fare tornare indietro il presidente. Però la scelta era quella e con molta professionalità io ho accettato. Hai visto? E dico che il presidente che mi ha esonerato è una persona che io stimo enormemente ed è Franco Proto. Io ero all'Atletico Catania, persona che stimo, una persona di grande cultura e di grande competenza. E che non ha cambiato idea nonostante l'intervento, mentre invece il presidente del Crotone ha cambiato idea con l'intervento dei giocatori. Ma io ti dico una cosa, Marco, che io con Franco Proto ho un rapporto fantastico da sempre, anche dopo essere stato esonerato, perché l'esonero non è stato frutto di aver percepito il presidente, che ne so, non essere all'altezza della situazione o non avere in mano il gruppo, perché lui nel suo modo di pensare aveva bisogno di dare una scossa forte alla squadra e che navigava a mezza classifica con un obiettivo playoff, però eravamo ancora a fine girone d'andata, quindi la strada ancora era lunga. Lui ha voluto dare un colpo di frusta forte e va bene così. Allora ci sta, però è bello sì. sentire che appunto i giocatori vengono a salvare, fra virgolette, in questo caso l'allenatore, vuol dire che il rapporto è buono. A proposito di giocatori, noi ne abbiamo segnalato uno nel Crotone che è Petriccione, avremmo detto Tumminello, perché in questo campionato certamente il giocatore che ha fatto meglio per quanto riguarda il Crotone, per di più i tifosi catanesi se lo ricordano non certo positivamente, perché ha segnato sia nella partita di campionato che in quella di Coppa Italia. Petriccione invece ha sbagliato il rigore decisivo nella partita di Coppa Italia, per cui solo per questo l'abbiamo messo. No, sto scherzando. Petriccione è un ottimo centrocampista che ha per di più ha questa somiglianza con Modric, da cui Modriccione, un centrocampista centrale, insomma, che poi ha detto anche, insomma, adesso non mi dà più fastidio, prima sì, ora ci ha fatto l'abitudine a
capito che non era una presa in giro, ma semplicemente una considerazione anche sotto l'aspetto fisico. Andiamo a vedere le statistiche a confronto, le dovevamo vedere poco fa, le vediamo adesso per dare uno sguardo un po'. Gianluca, ti chiedo sinteticamente di inquadrarci un po' quelle che sono le caratteristiche principali che possiamo vedere da tutti questi numeri che sono importanti, soprattutto per quanto riguarda quei primi 4 lì sui gol di testa, sì, no? Sono il gioco aereo la fa da padrona nel Crotone, perché sono al primo posto su 60 squadre come gol fatti di testa, così come per i gol sul calcio d'angolo. Anche tiri in porta di testa, sono primi su 60 squadre, bisogna stare attenti sul gioco aereo. Anche se qui non c'è Tuminello, ricordiamolo, chiaramente un po' perdono sotto questo punto di vista. Ovviamente sì, in fase di finalizzazione perderanno qualcosa. Le altre 4 invece che cosa raccontano, che cosa possono raccontare della gara che andremo a vedere all'uscita? Ma guarda, viene facile inquadrarla perché come dicevo poco fa è una squadra quasi gemella al Catania, quindi ci dobbiamo aspettare lo stesso livello di pericolosità nell'1 contro 1. Chiaramente il Catania va molto meglio nei duelli difensivi perché già da qualche settimana il Catania è primo fra le 60 squadre partecipanti al campionato di Lega Pro come percentuale di successo nei duelli difensivi, e poi per il resto sono 2 squadre che si equivalgono. Bisogna sfruttare delle cose, poi in analisi dopo saremo un po' più dettagliati, bisogna sfruttare dei punti deboli che loro hanno, però ribadisco, bisogna stare attenti al gioco aereo, quindi lo sviluppo sugli esterni, palla dentro, bisogna stare attenti. Andiamo a vedere proprio quell'analisi che ci facevi e che ci dicevi prima, partendo in questo caso dalla fase di non possesso del Crotone, per esempio il gol con l'Avellino nell'ultima partita di campionato, quella persa in casa. Andiamo a vedere proprio Marco, la prima clip. Il discorso è questo: dove si può colpire il Crotone? Questa è una situazione dove tu puoi fare male al Crotone perché fanno molta densità, troppi spazi lasciati in fase di non possesso perché attaccano in tanti, lo vedremo dopo, e quindi o su un attacco diretto o su un'uscita dal basso con un palleggio veloce, preciso e rapido, sviluppo sugli esterni, loro vanno in difficoltà perché hanno pochi uomini per andare a coprire l'area, quindi poi sulla palla sugli esterni, come in questo caso, subisci chiaramente l'inserimento da dietro, perdono le distanze, inevitabile, e quindi là poi il Catania può veramente fare male. Andiamo a vedere poi un'altra situazione legata alla difesa, una difesa che certe volte si schiaccia troppo verso il portiere, come in questa occasione. Anche questa situazione, loro nonostante siano in superiorità numerica in area di rigore, un attacco diretto credo a palla ferma, non riescono ad assorbire gli inserimenti da fuori, quindi questo avviene, sì, a palla ferma, questo avviene perché loro guardano la palla, non guardano gli inserimenti, errore che fa la loro linea difensiva, quindi in questa situazione la lavorano male questa palla e quindi va sfruttata. Mister, questa è una caratteristica importante che può, anche quella precedente, che può sfruttare il Catania, no? Ma diciamo quest'ultima è stata una situazione da ragazzini, questi errori fanno i ragazzini, quello di guardare soltanto la palla. Ok. Siamo dentro area pienamente. Esattamente. Chi riceve palla, gli altri sono a rimorchio 4-5 metri fuori area. Certamente. Quindi in questo caso l'occhio alla palla ma anche agli avversari. Ma anche all'uomo. E quindi è un errore molto grosso che... La prima cosa che insegnate ai difensori, ma glielo insegnano ancora i difensori questo? Ma guai se non si insegnassero queste cose. Meno male, è giusto così. Perché già io ricordo 30 anni fa in una riunione a Coverciano, un allenatore di Serie A, una volta l'anno noi avevamo l'obbligo di andare a fare, pensa ancora ora, io non sto allenando più, ma pensa ancora oggi ci sarà. C'era un lunedì dedicato agli aggiornamenti fra tutti gli allenatori professionisti in attività e quindi ci si ritrovava anche con gli allenatori di Serie A e ricordo un grandissimo allenatore che disse: si fa fatica a trovare difensori, ma già sto parlando di almeno 20 anni fa. Si fa fatica a vedere come marcano i difensori perché non vengono fatte più le esercitazioni, certo, sull'anticipo, su quelle cose che proprio il difensore si fa sempre più fatica ad avere difensori forti. Andiamo a vedere la prossima clip invece sulla fase di possesso del Crotone, dove il Catania dovrà stare attento in questi casi. Gianluca. Sì, sviluppo
buono del Crotone dal basso, ricercano l'ampiezza, come ti dicevo all'inizio puntata, dei 5 uomini avanti, quindi cosa succede? Sfruttando tutta l'ampiezza del campo obblighi gli avversari ad allargare le linee difensive e là loro sono bravi a giocare di prima, quindi tocco dentro, mandano da terzo uomo, mandano l'uomo dentro e si presenta a tu per tu col portiere. È una situazione che Catania dovrà attenzionare, perché su questa situazione e sulle palle alte sono veramente pericolosi. Prossima situazione che è un po' un'evoluzione di quella che abbiamo visto, sempre il gioco in ampiezza e la capacità poi di riuscire a sfruttare gli spazi. Sì, il tema è sempre quello, quindi su una palla, questa è una palla comunque lenta, palla coperta, cercano l'ampiezza con gli esterni che vanno su, questo gli permette, come ti dicevo poco fa, di allargare le maglie della linea difensiva, perché sono inserimenti che vanno assorbiti, quindi trovano spazio e sanno che poi la giocata va fatta di prima, quindi giocata veloce, rapida, verticalizzazione, dentro l'area di rigore, siamo in tanti, qualcosa comunque ne esce sempre fuori. Qualcosa comunque ne esce sempre fuori e lì, soprattutto se il Catania giocherà a 3, bisognerà stare ancora più attenti, no mister? Sì, è stata molto bella la penultima immagine che ci ha mostrato Luca, molto bella l'azione, quindi questo è anche espressione di squadra che sa quello che fa in campo, perché è codificato quell'azione, non è un'azione che nasce così. Così, ecco, la rivediamo proprio in questo momento. Questa qua grazie alla molto, nostra regia. Molto bella, non c'è dubbio che, anche se la difesa avversaria è un po' distratta. Un po' a proposito di difensori, ne abbiamo parlato prima. Invece, a proposito di formazione, andiamo a vedere quelle che possono essere le probabili formazioni. Ricordiamo, insomma, mentre l'altra volta eravamo proprio preview nel vero senso del termine, perché si giocava di sabato, adesso si gioca di domenica, domani ci sono ulteriori allenamenti e c'è il mercato di mezzo. 3-5-2 per il Crotone, con questa situazione, ci sono Bove e Leo che sono out, Gigliotti ha recuperato, lo vedete lì a sinistra nel 3-5-2, e poi ovviamente ricordiamo che non c'è Tuminello, che è squalificato, Del Rico è infortunato, e questo è il probabile 3-5-2 di Zauli. Per quanto riguarda il Catania c'è da fare qualche discorso in più, qualche eccezione in più, perché dobbiamo dire che c'è stato il mercato di mezzo, che oggi anche Lucarelli ha detto tranne Cianci potrebbero essere tutti e 4 a disposizione, qualcuno alla febbre tipo Welbeck per esempio, per cui insomma c'è da fare i conti un po' con tutto questo e con i giocatori che ci sono stati fino ad ora. Allora, se il Catania dovesse schierarsi con la difesa a 3, che sarebbe composta da Curado, Quaini e Lorenzini, giocherebbe Welbeck lì in mezzo. Se non ce la fa Welbeck si potrebbe cambiare il modulo in una sorta di 3-4-2-1. Stesso discorso l'ha detto anche Lucarelli oggi. Bois verrà verificato definitivamente domani. Se Bois ce la fa dovrebbe giocare lui con Castellini a sinistra, se Bois non dovesse farcela a quel punto Castellini potrebbe andare a destra e Celli potrebbe esordire direttamente con la maglia del Catania alla sinistra. Chirico con Di Carmine lì davanti. Questa la probabile del Catania. Gli arbitri invece della sfida dell'Ezio Scida, che sono Luca De Angeli, che arriva da Milano, gli assistenti sono Munerati di Rovigo e Dell'Orco di Policorio. Insomma, questa è la composizione della terna arbitrale. Già difficile, secondo mister Foti, riuscire per Lucarelli a mettere insieme la squadra con gli arrivi stasera e domani mattina di 3 giocatori praticamente che vengono a dare una mano. Ma io credo che soltanto se c'è necessità, chi arriva il giovedì o il venerdì, la domenica va in campo. Altrimenti credo sia giusto e sia anche opportuno almeno questa partita e l'ha detto anche Lucarelli, con quelli che hai. Esatto, poi dopo una settimana ci lavori, vedi, provi, fai inserire hai gli possibilità. Altri. Certo, se hai necessità, perché quel ruolo è scoperto, non bisogna avere fantasia, inventarsi qualcosa,
allora fai giocare chi ti arriva anche la notte precedente. Top 11 per chiudere questa fase della nostra trasmissione. Questa volta l'abbiamo schierata con il 4-3-3, io e Gianluca Russo, allenatori virtuali di questa formazione, che però non scegliamo, decidiamo solo come schierarla. A quel punto lì, lo ripetiamo spesso, attraverso dati e statistiche viene fuori questo 11, in questo caso formato con il 4-3-3, con 2 giocatori del Crotone, Tribuzzi e Tuminello, visto che stiamo parlando di Crotone Catania, e 2 giocatori del Catania, Curato in difesa, che ha migliorato sensibilmente le sue prestazioni con l'arrivo di Lucarelli, e Chiricò lì davanti. Chi parla? Nessuno. Parlo io. Parla sì, tu, sei l'allenatore. La posso allenare subito. Fortissimo. Fortissimo, un 4-3-3 di grande categoria per la Serie C, no? Sarebbe se fosse. Ma se hai giocatori forti puoi giocare come vuoi. Esatto. Non ci sono, dite sempre così. Il sistema di gioco è soltanto modificabile e adattabile sempre nel rapporto ai calciatori. Chiaro. Se tu hai calciatori forti, io faccio un po' di Amarcordi, no? Ricordo quando nessuno giocava con 3 attaccanti, il Torino, che vinse lo scudetto, aveva 3 grandi attaccanti. Con Pulici, Graziani e Sala. Pulici, Graziani e Sala. Per dire che aveva 3 grandi attaccanti, allora io avevo 2 anni, ma guarda che allora era quasi una blasfemo giocare con 3 attaccanti, ma tu hai Sala, Pulici e Graziani, come fai a non giocare con le allora 3 punti? Io... Capacità di sacrificio di Graziani, che abbiamo poi visto anche nei mondiali vinti nell'82. Io ti saluto, mister Sarofoti, sei sempre benvenuto quando vuoi. Marco. Ti aspetto qui. A te e a tutti quanti. Gianluca, io ti aspetto la settimana prossima, come sempre. Anche tu ovviamente sei sempre il benvenuto, e alla prossima. Noi ci fermiamo, buonasera. Torniamo fra pochissimo con lo spazio riservato alla Saturnia e alla pallavolo. Fra poco. Di nuovo in studio, ultima parte della nostra preview dedicata alla pallavolo con la Saturnia Farmitalia Catania, che sarà impegnata in una partita molto importante contro il Cisterna. Ne parliamo con il nuovo allenatore, primo allenatore della Saturnia, coach Peppe Bua. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, dicevamo, partita importantissima, coach, perché è vero che Cisterna è lì, poi adesso la vedremo la classifica, Catania ancora ci spera, ma questa è una partita che diventa, forse possiamo dirlo già, decisiva. È una partita importante, molto decisiva, sì. È uno scontro diretto contro una squadra ritenuta anch'essa fra quelle pretendenti, no, nella lotta salvezza, quindi per noi è una partita decisiva. Una partita decisiva in cui la Saturnia arriva come? Perché ovviamente c'è stato anche, lei è parte in causa in questo caso, c'è stato anche l'avvicendamento tecnico, con lei che ha preso il posto di Cesar Silva, ma chiaramente l'obiettivo è quello, probabilmente, non lo dirà lei, ma è quello di aver dato una scossa per provare a andare avanti in campionato. Cambio di panchina per dare un segnale, per la società ha deciso così, anche per provarle tutte, quindi i ragazzi sono pronti, siamo consapevoli dell'importanza della partita, siamo consapevoli che un risultato positivo riaprirebbe tutto il discorso salvezza, quindi siamo pronti. Andiamo a vedere la classifica mentre stiamo guardando l'ultima partita di Catania, torneremo a vederla fra pochissimo. Andiamo a vedere la classifica anche per far capire ancora meglio, no? L'ultima squadra è quella che retrocede, in questo caso c'è Catania in questo momento, però Cisterna è a 6 punti, Taranto è a 9, ecco perché, scusate, a 10 punti, dunque a 6 punti di distacco volevo dire, e Taranto invece a quota 9 con 5 punti di distacco, ecco perché la partita diventa così importante. È partita importantissima, dove, ripeto, una vittoria riaprirebbe tutto. Noi abbiamo poi 2 scontri diretti in casa con Padova e Taranto, e quindi questo campionato ha detto che, diciamo, tolte Trento, Perugia e non la Perugia che abbiamo visto, ma le altre si possono fare punti ovunque, quindi noi abbiamo può giocarsela. Sì, il dovere di
Taranto insegna che ha crederci. fatto, mi pare che c'è il record di tie break persi, fra parentesi, però intanto sì, perché, è sempre un punto, perché meglio poi di zero. questo è un periodo, gennaio è un periodo dove ci sono le coppe, magari qualcuno si prepara, la classifica comincia a delinearsi, ci sono i playoff, quindi a volte trovi delle squadre che magari pensano già a più avanti, quindi ti può capitare anche di poter prendere dei punti dove magari prima non immaginavi. Lei è stato promosso, non so se ho le informazioni credo che siano corrette, è stato promosso con Catania come giocatore? Anni fa, nell'ultima diciamo Superlega che c'è stata qui io giocavo. Per cui pensare dopo una promozione da giocatore a una salvezza da allenatore, starà sarebbe... facendo gli scongiuri ovviamente, però... Anche perché in quell'anno prima si chiamava 1, sì. In quell'anno lì c'ero io come giocatore. Sfortunatamente non ce l'abbiamo fatta, però non vorrei... No, vabbè, no, quello, ecco, invece parliamo delle cose positive. A proposito, ci sono dei recuperi importanti, Orduna, Sì, Randazzo. abbiamo recuperato Santi che ancora ha qualche problemino, però non dovrebbe esserci problemi, e anche Luigi. Per cui insomma c'è tutta la squadra, a carica, disposizione, pronta a dare battaglia. Che cosa ha detto ai giocatori nel primo allenamento? Al primo allenamento io ho detto solamente che siamo in una situazione difficile, però non è impossibile, è ben diverso dal difficile all'impossibile. È un campionato di 10 partite dove nel girone di andata le squadre che sono dirette nostre avversarie alla salvezza hanno fatto 10 punti e li possiamo fare anche noi questi 10 punti, e quindi dobbiamo fare di tutto per già da domenica per accorciare il gap con loro. A proposito di morale, andiamo ad ascoltare quello che ha dichiarato il presidente Luigi Pulvinenti subito dopo l'ultima partita giocata da Catania, prima poi della decisione dell'avvicendamento in panchina, ma ci siamo soffermati sull'aspetto di un campionato che, come diceva coach Bua, non è certamente chiuso. Andiamo ad ascoltarlo. La consapevolezza è che questa squadra ha i mezzi per poter lottare fino all'ultimo per la salvezza, per centrare l'obiettivo salvezza. Noi sappiamo che sarà difficile, ma questa squadra oltre al cuore, al carattere, ha anche i mezzi tecnici per poterlo fare. La società ci crede, come ci è accaduto sin dal primo minuto, ci crede lo staff tecnico, ci credono i ragazzi e ci crede soprattutto il pubblico di appassionati catanese e siciliano che oggi ha riempito il Pala Catania, quasi 5.000 presenze. Uno spettacolo di emozione, di passione per questo sport come non si vedeva dai tempi delle partite della nazionale, segno che questa città, questa regione ha fama di pallavolo di alto livello e noi faremo tutto quanto le nostre possibilità per mantenere la categoria nella nostra regione. Quest'ultimo dato è eccezionale, quello dei 5.000 tifosi dell'ultima partita. Si parla tanto del calcio, delle 17.000 persone, 18.000 persone che vanno a vedere il Catania, ma avere un palazzetto pieno che tifa per la squadra di casa è una sensazione veramente bella. unica. Domenica ho avuto dei flash di quando giocavo, veniva la Panini, le Treviso. Al Palaspedini, io l'ho fatta già al Pala Catania, ho già inaugurato il Pala Catania nel 96, quindi abbiamo fatto anche lì dei pienoni e quindi ho avuto un attimo... Catania ha tradizione, ha tradizione, anche un palato abbastanza fine a livello pallavolistico, quindi... È sempre bello vedere il palazzetto pieno, giocare con 5.000 persone è una sensazione bellissima, perché essendo chiuso lo senti in maniera... Lo senti ancora, di più. E poi quando c'è il pianone è sempre così, no? Quando c'è tanta gente, sia che sia all'aperto sia che sia al chiuso, è come se cambiasse tutto, certo. Indubbiamente. È una spinta diversa, cioè nel senso che proprio senti, no? Senti questa... Che cambia. Che ti spinge, che ti spinge. Che cosa... Le ha detto il presidente, perché avrete parlato ovviamente con Luigi Pulvinenti, con la società, che cosa le ha detto prima di cominciare questa avventura? Lui ci crede tantissimo, come ci crediamo noi, ha detto di lavorare, di fare di tutto per salvare questa squadra, e lui è convinto che noi riusciremo, come lo siamo convinti anche noi, riusciremo nel salvarla e niente, continuare. Siamo stati sfortunati in certi frangenti con qualche infortunio, abbiamo perso Manavi per un uomo fondamentale in uno scontro salvezza a Padova, abbiamo avuto l'infortunio di Massari, quindi non abbiamo avuto la fortuna dalla nostra parte, però abbiamo sempre tenuto testa con gli avversari.
ci è mancato forse un po' di lucidità in certi momenti, nei finali di sette molto importanti, per poter magari prendere un punto in una partita. Dicevamo di Taranto, no? Qualche tie break in più anche perso, a quest'ora avrebbe portato 2-3 punti, avrebbe messo la classifica in una visione diversa. In un modo diverso. Io voglio andare da Naomi, siamo quasi in chiusura della nostra trasmissione, per sentire se ci sono dei messaggi, e ci saranno di sicuro per la Saturnia. Ci sono dei messaggi anche per il coach o mister, ancora questo deve capire come appellarci a lui. Scrivono: il momento della svolta ha la sua faccia, grande mister, lottiamo per questa città. Poi forza Saturnia, sarò pazzo ma ci credo ancora, per me possiamo salvarci. Poi dei messaggi che contengono delle domande, scrivono: ciao mister, quanto gioca il fattore psicologico arrivato a questo punto del girone quasi senza vittorie? E ancora, come è stato accolto dalla piazza? Cosa ne pensa delle pressioni? Ma le pressioni, se fai questo lavoro, ci sono, fanno parte, no? E sono da stimolo per lavorare ancora meglio. L'altra domanda qual era, scusa? Ti chiedono quanto gioca il fattore psicologico arrivati a questo punto praticamente senza vittorie. Gioca tanto, le motivazioni nello sport sono gran parte, no, della prestazione, perché ti aiutano a sopperire magari a quel gap tecnico che hai, quindi la motivazione ti aiuta tanto a cercare, no, di alzare un po' l'asticella. Noi stiamo cercando di lavorare anche su questo, per ora con i ragazzi, di cercare di magari portare un pochettino più perché una vittoria riaprirebbe tutto, sia a livello di classifica che a livello anche mentale. Perché appunto cercare la motivazione in questo momento, perché lo diciamo, la vittoria è stata proprio un girone fa, con Cisterna in casa. È difficile, però è un campionato di Superlega dove si ha a che fare con dei professionisti che sanno quello che devono fare. Qual è il lato o la parte più difficile da affrontare di Cisterna, e in che cosa confida nella sua squadra? Qual è la caratteristica in cui più confida nella sua squadra per la partita di domenica? Ma io di Cisterna parlando tecnicamente, hanno una qualità alta al servizio, in battute lì dobbiamo essere bravi a tenere botta nei momenti magari di difficoltà. E nella mia squadra in questo momento confido nella reazione di un gruppo che vuole dimostrare a tutti che non è quello che magari si può pensare, di un gruppo che è ancora vivo, di un gruppo che ha voglia di lottare fino all'ultimo. Poi se la classifica ci dirà che non è... Io ho detto, ragazzi, l'importante è che quando andiamo poi alla fine nello spogliatoio ognuno di noi dice: io ho dato il massimo, non ce l'ho fatta, cioè, è andata così, però non dobbiamo avere delle... rimpianti di non averci provato, perché riuscire a salvare questa squadra sarebbe un'impresa che magari rimarrebbe, no? Nella storia pallavolistica di questa città, che insomma ne ha tanta. Anche perché fare un salto del genere sicuramente sapevamo che ci sarebbero state delle difficoltà, ci sono, perché ci sono squadre che fanno questo campionato da decenni, quindi sono attrezzate, sono pronte a livello, alla categoria. Noi ci siamo trovati qui in questa situazione. Abbiamo fatto di tutto, stiamo facendo di tutto e faremo di tutto per salvare la squadra. E mi piace concludere proprio così, con questa frase ottimistica nei confronti di un campionato che veramente non è assolutamente chiuso. Grazie coach. Grazie Giuseppe Bua, e in bocca al lupo. Vive ovviamente lupo con tutti gli scongiuri del caso. Grazie Naomi, ci vediamo venerdì prossimo. Ciao Marco, ci vediamo domenica anche. Ah beh, chiaro, ovvio. Ricordiamo gli appuntamenti. Mi hai dato l'assist per ricordare l'appuntamento di domenica con diretta stadio per la partita del Catania, con i collegamenti da Crotone e poi le interviste del post partita. Lunedì ritornerà a Corner, e invece noi con Preview ritorneremo venerdì prossimo. Buona serata.